Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais. Pace del Signore, io sono il missionario Victor Lopes della Scea d'Amit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia e anche direttore del progetto Non Sei Solo. Sono qui per ringraziare Dio per tutto quest'anno di 2022, per la sua benedizione, per tutto ciò che il Signore ha fatto. Ogni mese di quest'anno abbiamo visto le sue mani su di noi, guidandoci in tutto. E vorrei ringraziare il Signore anche per la tua vita, per la tua famiglia, per tutti che cooperano, che partecipano, che pregano, che contribuiscono con quest'opera. Che Dio vi benedica e vi abbondi di tantissime benedizioni. Che quest'anno di 2023 sia un anno di pace, di provvidenza, di risposta. E come ci ha detto il Signore, di tantissimi frutti. Ringrazio il Signore per la vita di tutti i miei fratelli che compongono il consiglio direttivo della Chiesa, il mio abbraccio, vi auguro un buon anno, agli operai della Scea d'Amit, ai volontari del progetto Non Sei Solo e tutti i missionari. Vorrei anche salutare e ringraziare al mio pastore Roberto, la missionaria Iraci e tutta la Chiesa che è in Brasile, che con molta fede e che con molto impegno ci mantengono qui, ci spingono a continuare svolgendo quest'opera. Ringrazio il Signore per tutte le 3 basi missionarie che sono in Italia, a Firenze, Pomarance e Verona. Che Dio benedica i nostri fratelli che con piacere, gioia e molta motivazione svolgono insieme a noi questa grande opera. Che il Signore vi benedica. Continuiamo, se vorrà il Signore, quest'anno di 2023, avanti, aspettando Gesù che breve verrà. Vorrei lasciare un versetto per la meditazione di tutti, che si trova in Isaia capitolo 35 e versetto 1 e 2, che dice così la parola del Signore. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data da gloria del Libano, la
magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Vi auguro un buon anno, che Dio vi benedica, un abbraccio e continuiamo, se vorrà il Signore, con la nostra priorità, evangelizzazione. Pace a tutti. Buongiorno a tutti, pace del Signore. Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino, oggi il 4 gennaio 2023, mercoledì. Io sono il missionario Victor Lopez, pastore, il missionario della Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia, e per me è un piacere poter essere qui con voi. Ringraziamo il Signore per questa opportunità, per il privilegio che ci dà di poter stare sempre insieme con questo programma mattinale. Ogni mattina dalle 8 alle 9 siamo insieme con la preghiera del mattino. Ringrazio Dio per la tua vita, ringrazio Dio per questa opportunità, ringrazio Dio per la salvezza e ringrazio Dio per ognuno che è già con noi in diretta. Amen. Gloria a Gesù. Facciamo una preghiera per iniziare il nostro culto mattinale. Signore Gesù, in questa mattina siamo qui nella tua presenza, vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui un giorno in più. Oggi il 4 gennaio 2023, mercoledì, vogliamo ringraziarti, Signore, perché possiamo essere insieme adorando il tuo nome. Tutto questo perché tu hai dato tuo figlio Gesù per noi. Grazie, Signore, per il tuo grande sacrificio che ci ha riscattato dal peccato, dalla perdizione e dalla condanna eterna. Grazie, Gesù, perché sei fatto colpevoli al posto nostro, anche se non avevi colpi, ma hai accettato la croce che non era tua, ma era nostra, perché potessimo essere tutti liberi, salvati, trasformati e potessimo avere salvezza e vita eterna. Ti ringrazio per il tuo Spirito Santo, che è la guida della tua Chiesa, il consolatore. Grazie per la sua potenza su di noi, per i suoi doni che ci fa essere ancora utili per la tua Chiesa e per il tuo popolo. Continua, Signore, perfezionando l'opera in noi, che possiamo ogni giorno, Signore, crescere ancora nella tua presenza. Come sta scritto Salmo 92, il giusto crescerà come il cedro nel Libano e fiorirà come la palma nel deserto. Signore, ti ringrazio per ogni fratello, per ogni sorella che sono già online con noi, in diretta su questo canale, quelli che sono iscritti, quelli che sono qua per la prima volta, Signore, quelli che hanno ricevuto una notifica, un messaggio condiviso da altri, da un amico suo, da un parente. Grazie per la vita di questa persona, che il tuo messaggio possa entrare nel suo cuore, che le tue parole di consolo possano restare nella loro vita e che tu possa, Signore, operare di modo grandioso fra di noi stamattina. Ti ringrazio, Signore, per il cibo, ti ringrazio per la vita, ti ringrazio perché possiamo camminare, ti ringrazio, Signore, per la pioggia e per il sole, per il freddo e per il caldo. Ti ringrazio, Signore, per la natura, per la provvidenza, per l'aria che respiriamo. Signore, ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in noi e per noi, perché per te, per mezzo di te, sono tutte le cose, Signore. Ti ringraziamo. Amen. Gloria a Dio.
La nostra lettura biblica oggi si trova in Genesi capitolo 6, 7 e 8, dopo Salmo 104 e dopo Marco 3. Mentre aprite la vostra Bibbia, perché possiamo accompagnare la lettura di oggi, vorrei invitarvi a iscriversi su questo canale, il canale ufficiale della Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia. Noi siamo una chiesa evangelica, pentecostale, missionaria, cristiana, e abbiamo come proposito e come priorità evangelizzazione. Io vorrei invitarti a iscriversi e partecipare di questa grande famiglia. Il programma matinale è la preghiera del mattino e ci sono altri contenuti che saranno aggiunti dalla prossima settimana. Ogni lunedì alle 20:30 avremo il programma di adorazione, sarà un programma devozionale con la famiglia che si chiama Altare di Dio, e noi saremo con la nostra famiglia ogni lunedì alle 20:30 sull'altare di Dio pregando, adorando il Signore. Amen. Ti invito a partecipare. Abbiamo anche la lettura biblica annuale che si svolge da lunedì a venerdì e c'è disponibile anche su Instagram, Shea Damit Official. Quindi potete iscriversi, seguire anche il profilo su Instagram della Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria. Leggiamo la parola di Dio, capitolo 6 di Genesi. Vediamo chi c'è. Lascia la Bibbia aperta per accompagnare con noi. Vediamo chi c'è con noi. Vi fate vedere qua. Esmeralda, pace del Signore, buongiorno. Lucia, buongiorno, pace del Signore. Missionaria Carminha, pace del Signore. Mira, pace del Signore, gloria a Dio. Dio vi benedica. E vorrei anche, prima di leggere, ricordare il nostro proposito delle primizie. Noi siamo questo mese fino al 5 febbraio nel proposito delle primizie. Amen. Il tema delle primizie quest'anno è la moltiplicazione di olio che è successo con la vedova, la moglie di uno dei figli del profeta che era con Eliseo. È il tema quest'anno. Il Signore ha fatto tramite Eliseo l'olio moltiplicare e non è successo ciò che lei aspettava, che i suoi figli fossero portati come schiavi. Il Signore ha intervenuto e Dio interverrà nella tua vita in nome di Gesù. Amen. Partecipa con noi. Questa settimana è la prima settimana che è il proposito del tempo, la primizia del tempo, e siamo ogni giorno in digiuno dalle 6 di sera fino a mezzogiorno, dalle 6 del giorno della sera fino al mezzogiorno della giornata seguente, e fino a sabato saremo in digiuno, e tutte le sere dalle 6 alle 8 facciamo la preghiera ringraziando Dio, e tutte le mattine la preghiera qua su YouTube, va bene? La preghiera dalle 6 alle 8 è fino a venerdì presenziale in chiesa,
venite, non state a casa. Adesso leggiamo la parola di Dio. Quando gli uomini, capitolo 6 di Genesi, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli, ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro, ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Iafet. Or, la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di 1 cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a 3 piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà, ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca 2 di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. 2 di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita.
tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fatene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Capitolo 7. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio, degli animali puri, degli animali impuri, degli uccelli, di tutto quello che striscia sulla terra. Vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese. In quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le catterate del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni, 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Can e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli, entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra. E l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Per ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra
per 150 giorni. Poi, capitolo 8, poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì andando e tornando finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stesi la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca, e la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'olivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra, e Noè scoperchiò l'arca, guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: esci dell'arca, tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra. Falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Gloria a Dio. Dal capitolo 6 fino al capitolo 8 parla del diluvio, parla della scelta di Noè, parla che Dio non è piaciuto con il modo dell'essere umano, che loro erano troppo malvagi, che la malvagità era sulla terra e questo non piaceva al Signore, appunto che lui voleva distruggere tutto,
ma la grazia ha preservato Noè e la sua famiglia e noi. Glória a Dio. Leggiamo Salmo 104. Anima mia, benedice il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Tu l'avevi coperta dell'oceano come di una veste, le acque si erano fermate sui monti. Alla tua minaccia essi si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventati. Scavalcarono i monti, discesero per le vallate, fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, essi non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire fonti nelle valli ed esse scorrono tra le montagne. Abbeverano tutte le bestie della campagna. Gli asini selvatici vi si dissettano. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo. Tra le fronde fanno udire la loro voce. Egli annaffia i monti dall'alto delle sue stanze. La terra è saziata con il frutto delle tue opere. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo. Fa uscire dalla terra il nutrimento, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che gli fa risplendere il volto e il pane che sostenta il cuore dei mortali. Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano che egli ha piantati. Gli uccelli vi fanno i loro nidi, la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono rifugio per i racci. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole ed essi rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua e al suo lavoro fino alla sera. Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e la nuota il Leviatano, che hai creato perché vi si diverta. Tutti quanti sperano in te perché tu dia loro il cibo al suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti.
tu ritiri il loro fiato e muoiono, ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore nelle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema. Egli tocca i monti ed essi fumano. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Spariscano i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedice il Signore. Alleluia. È un salmo di adorazione, perché tutti i salmi sono cantici, e è un cantico di adorazione, di celebrazione a Dio per la bellezza del creato, ma menziona proprio il diluvio. Interessanti, una cosa, tante cose nella lettura mi tirano attenzione, ma non possiamo parlare troppo per non stancarvi. Ma meditate, ogni parola meditate. Una cosa che vorrei commentare è quando la colomba ritorna con un foglio di oliva, un foglio fresco di oliva. Non esisteva solo oliva sulla terra, certamente avevano altri alberi. E perché la colomba torna proprio con un foglio di oliva? Oliva rappresenta molte cose. Oliva rappresenta olio, no? Perché dal frutto dell'oliva noi produciamo olio tramite la pressa, e olio rappresenta lo Spirito Santo, il Consolatore. Quando quella colomba torna con il foglio di oliva in bocca, un ramo di oliva in becco, il consolo del Signore arriva. Io non so quale processo tu stai affrontando, ma che lo Spirito Santo possa consolare la tua anima stamattina, che lo Spirito Santo possa darti forza perché tu possa vedere una uscita, che tu possa vedere l'opera del Signore, possa vedere come il Signore sta agendo mentre tu sei in questo processo. Fuori di questo quadrato che tu stai, c'è Dio lavorando e preparando un nuovo tempo per te, come ha preparato per Noè, per la sua famiglia e per tutta l'umanità. Leggiamo ancora Marco capitolo 3 per finire. Dopo la lettura faremo la preghiera. Marco capitolo 3. Allora, poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, perché per poterlo accusare. E gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli
tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e una gran folla dalla Galilea lo seguì e dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone. Una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle. Ed essi andarono da lui. Costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale mise come Pietro, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali pose il nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio d'Alfeo, Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può reggere. Se una casa è divisa in parti contrarie, nella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati, e qualunque bestemmia avranno proferita. Ripeto, 28. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati, e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare.
Una folla gli stava seduta intorno e gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle, là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi sono mia madre e i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre. Gloria a Dio. Capitolo 3 finisce nel Nuovo Testamento dicendo quanto Gesù operava miracoli, quante benedizioni lui faceva sul suo tempo, e loro che erano lì lo perseguitavano, indurivano il cuore e cercavano di farlo morire. Come nel principio Dio ha fatto tutto così bello, tutto perfetto, ma la malvagità era nel cuore dell'uomo. La malvagità c'era perché l'uomo è stato corrotto. Ma il Signore, come ha avuto grazia di Noè e lo ha preservato, fra gli uomini malvagi Dio ha separato gli uomini per servirlo. Gesù ha separato gli uomini per servirlo. E lui qui dimostra come nel passato la grazia nella vita di Noè dimostra anche la sua grazia fra un popolo malvagio, un popolo che non aveva compassione dagli altri. E Gesù parlava qui come loro erano malvagi, e Gesù come ha sterminato, e Dio come ha sterminato gli uomini nel diluvio. Diceva anche che quelli che commettono peccato contro lo Spirito Santo non avrà perdono. Ma qui lui dice che tutti che peccano, in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Nello stesso modo, nel passato Dio ha distrutto tutto e ha preservato la famiglia di Noè per causa della grazia. Anche qui il Signore preserverà, il Signore perdonerà quelli che si pentono, quelli che accettano Gesù Cristo come suo Salvatore. Diversamente di quell'epoca, che le persone non sono stati, perché non hanno creduto al diluvio, non si pentirono, e la Bibbia dice che il Signore ha distrutto. Qui anche il Signore dimostra che darà la possibilità di ravvedimento, ma le persone con il cuore deviato, malvagio, bestemmiano non proferiscono solo bestemmia, ma anche bestemmiano contro lo Spirito Santo, e questo il Signore non tollererà. Gloria a Dio. Domani, se vorrà il Signore, c'è di nuovo la lettura biblica. La lettura biblica è ogni giorno, da lunedì al venerdì. Noi la facciamo qua, insieme, ma è importante che meditate durante tutta la giornata, ok? Che Dio vi benedica, lasciate il vostro mi piace, il vostro commento, condividete, perché possiamo raggiungere ancora altre persone. Non costa niente scriversi, condividere, lasciare mi piace, non costa niente. Invece tu ci stai dando una spinta, una forza. Noi siamo qui per voi, va bene? Questo canale è qui
per aggiungere a te e alla tua famiglia tante benedizioni. Che Dio vi benedica. Preghiamo al Signore, ringraziando Dio per questa opportunità, per il privilegio che siamo qui, e non dimenticate, stasera alle 6, se vorrà il Signore, siamo in chiesa qui a Firenze, lodando il nome di Gesù. Gloria a Gesù. Amen. Non so se avete una richiesta specifica di preghiera, se qualcuno c'è. Vorrei mandare un saluto a Rita Lillo. Pace Lilla. Rita, Dio ti benedica. Gloria a Dio. Anna Maria, pace del Signore. Non dimenticare di lasciare il vostro mi piace. Gloria a Dio. Preghiamo stamattina. Signore Gesù, siamo qui nella tua presenza, vogliamo ringraziarti per la lettura biblica di oggi, per ciò che tu hai parlato con noi tramite la tua parola. Quando gli uomini, i figli di Dio, sono mescolati e sono sposati, si sono messi con le figlie degli uomini. Signore, la tua parola dice che la malvagità è dappertutto, ma da sempre la tua grazia ci ha trovato. Di natura siamo corrotti dal peccato, ma restauraci tramite la tua grazia, tramite la tua parola. Ci fai essere veramente uomini, donne di Dio, irreprensibile, che segui i tuoi precetti, i tuoi comandamenti. Signore, ti prego di darci ancora di più il desiderio di essere fedeli a te, di seguire sulla strada, sulla via che tu hai detto di seguirla. Tu hai detto: quello che vuole venire dietro me rinuncia a se stesso, prenda con sé la sua croce e seguami. Signore, la strada veramente è stretta, difficile, ma la fine è di benedizione, è di gioia, è di pace. Invece quelli che camminano sulla strada larga, bella, piacevole a sé, la fine è di morte, perché tutto ciò che l'uomo seminerà raccoglierà. Signore, fortifica i nostri cuori a credere ancora, perché tu ci fai avere fede, Signore. Rinforza la nostra fede, rinforza la nostra costanza, che possiamo essere saldi, abbondanti nel tuo regno, Signore, costanti. Ti prego per quelli che sono malati e stamattina che tu possa guarirli con potenza e autorità, come hai fatto in quel giorno, quell'uomo, Signore, che aveva le sue mani paralizzate, ma tu hai detto: stendi le tue mani, e lui è stato guarito. Che questa mattina, Signore, la tua parola arrivi ai malati, agli infermi, a quelli che sono paralizzati spiritualmente, e che tu possa guarirli con autorità e potenza, la potenza che ha nel tuo nome, Gesù, il nome che è al di sopra ogni nome, dove c'è il dolore, l'infiammazione, che la tua potenza, che il tuo nome, Signore, possa rendere per terra e buttare via questa malattia, questa infermità, questo male nel corpo della tua serva, del tuo servo. Signore, in nome di Gesù, che tu possa entrare con salvezza nelle case, nelle famiglie, che tutti possano arrendersi ai tuoi piedi, credere soltanto in te, come la tua parola alla fine ha detto. Signore, ti prego che tu possa fare l'uomo capire che tu ci hai dato dei comandamenti, e il primo comandamento è: adorerai
soltanto Dio. Adorerai soltanto Dio. Signore, che la nostra venerazione, adorazione, che il nostro cuore sia solo in te, né nel pastore, né nelle persone, né in quelli che sono morti, perché la Bibbia dice che dopo che moriamo seguiamo il giudizio che ci aspetta, sia per la vita eterna o sia per la condanna eterna. Ti prego, Signore, di benedire tutti i miei fratelli, le sue famiglie, quelli che sono a lavoro, che vedranno dopo, quelli che sono in diretta stamattina, le loro necessità, il loro bisogno, la loro ansia delle sue anime, Signore, quello che si trovi in ansia stamattina, porta la calma, come tu hai soffiato su quel diluvio il vento e ha fatto fermare le acque. Soffia, Signore, il tuo vento nelle tempeste che affrontiamo spiritualmente, familiarmente, Signore, dentro la nostra casa, che tu possa soffiare un vento di soluzione, di vittoria, e che possiamo, Signore, aggiungere di nuovo, essere aggiunti di nuovo alla tua presenza, fa fermare la tempesta, Signore, che tu possa agire, ma nel giorno della tua ira ricordati della misericordia. Tu sei misericordioso, Signore. Ti prego di venire all'incontro delle coppie, quelle che sono in crisi. Promuovi la pace, restaura l'amore, la comprensione, Signore, il rispetto, che tu possa restaurare le famiglie, i bambini, proteggili, Signore, quando sono alla scuola, quando sono fuori, quando sono a casa, i contenuti che vedono, che tante volte i genitori non si rendono conto, ma rovina la mente, contamina il cuore. Ma ti prego, Signore, che tu possa bloccare ogni azione del nemico contro i bambini, le dottrine del sistema corrotto, in nome di Gesù, Padre, che i bambini possano credere e amarti, crescere nella tua presenza, diventando ragazzi, giovani, uomini, capofamiglia, portando la famiglia alla tua presenza. Ti ringrazio, Signore, per tutta la nostra missione, per il privilegio che ci dai di servirti, portando il Vangelo alle persone. Grazie per la vita della mia moglie Priscilla e di tutti i miei fratelli che compongono il consiglio direttivo dell'Arca Missionaria e tutti i membri dell'Arca Missionaria, quelli che pregano, partecipano, cooperano, contribuiscono. Signore, che tu possa retribuire 100 volte in più la loro azione, le loro preghiere, la loro contribuzione. Ti prego, Signore, per il progetto missionario 2023, la costruzione della base missionaria a Pomaranche. Signore, che tu possa toccare nei cuori e che le offerte possano arrivare per la costruzione di quel tempio e di quella base del progetto Non Sei Solo. Ti prego, Signore, di benedire ancora Marco, Denisa e la missionaria Carminha che sono lì insieme a Enea, Patrizia e altri. Benedice la Loretta, benedice tutti che sono lì in quella città, che tu possa raggiungere anime, Signore, nella tua presenza, persone possano essere aggiunte nel tuo regno tramite il tuo Vangelo e la tua parola. Ti prego, Gesù, per Firenze, per questa base, per i nostri fratelli missionari, operai, cooperatori, volontari, assistiti del progetto. Signore, ti prego che continui a benedirci e portarci avanti, Signore, mantenendo quest'opera, perché sei tu il mantenitore della nostra vita e di quest'opera. Ti prego per la base missionaria Verona e tutti i nostri fratelli che sono lì, Signore, che tu possa fare crescere ancora, salvando persone e rendendoli ai tuoi piedi servi e
e servi per la gloria del tuo nome. Stai con noi durante questa giornata, ricevi il nostro sacrificio di digiuno, di preghiera. Signore, benedice tutti i progetti nuovi e quelli che continueranno. Ti prego anche, Signore, per la scuola missionaria, che tu possa, Signore, aiutare le persone che parteciperanno, che tu possa toccare nei cuori di quelli che ancora non pensano di partecipare. Signore, che tu possa aiutarli ad arrivare per il tuo proposito. In nome di Gesù, Signore. Ti ringrazio. Sia con noi. Benedice Marisa con salute, Signore. Visita lei, che tu possa, Signore, fare andare via tutti quegli piccoli assassini che sono nei suoi reni. In nome di Gesù, disfà Gesù. Ti prego, Signore. Continua con noi, continua con il tuo popolo, oggi per sempre. Amen e amen. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata nella pace del Signore Gesù. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia, oggi, domani e per sempre. Amen. Buona giornata, lascia tuo mi piace, non dimentica, condivide e domani, se vorrà il Signore, alle 8 ci siamo di nuovo con la preghiera del mattino. Un abbraccio a tutti e buona giornata con Gesù. Pace a tutti, io sono Marco, il missionario di Pomarance. Io sono Denise, missionaria a Pomarance. Io sono Nea, ciao. Ringraziamo Dio per la Chiesa e per averci dato l'opportunità di essere alla missione, ma ringraziamo soprattutto il nostro Signore che è sempre con noi e sempre con i nostri fratelli. Che Dio vi benedica grandemente, come benedice continuamente anche noi, anche se siamo in un periodo di prove, ma sentiamo la mano potente del Signore che è su di noi e che ci aiuta a sopperire alle nostre mancanze. E ringraziamo perché il Signore ha piani importanti per tutti noi e anche per tutti voi. Quindi amen, amen a tutti e alleluia e grazie tante per essere qua con noi e buon anno, buona fine anno e miglior inizio, pensando che siamo un anno in meno dalla venuta del Signore. Grazie di essere con noi, grazie di essere la Chiesa di Gesù Cristo e amen a tutti. Amen, benedizioni, Dio vi benedica a tutti, un abbraccio a tutti. In nome di Gesù, benedizioni per il nuovo anno.